stadio Amerise di Trebisacce, pronti a raccontare Trebisacce Camarat, andata delle semifinali dei playoff nazionali di eccellenza. Ha battuto lo stilo Monasterace, tanta attenzione all'avanzata subito con la conclusione parata subito da Gaetano Dolenti. Primo tentativo, passa poi per vie centrali col tocco, attenzione qui alle Serpentina, l'ingresso in area, Dolenti miracoloso, la palla rimane lì, ancora Dolenti, altro tentativo, il salvataggio e calcio di rigore per il Trebisacce. Andrà proprio il numero 7 Leonori, fischia l'arbitro, parte Leonori che la mette alle spalle di Dolenti che aveva intuito ma non è arrivato, e allora dopo poco più di 4 minuti passa in vantaggio il Trebisacce. Ancora Pisciotta, orienta il controllo Pisciotta, va per vie centrali, ancora Pisciotta, Serpentina, Pisciotta destro, bloccato da Cautela, rimessa che verrà eseguita nel cuore dell'area, arriva al centro, c'è stato il tocco vincente da parte, se ho visto bene, del numero 5 Sbrissa, che dunque raddoppia per il Trebisacce. 2-0 Anzi Lamberti, lancio per la corsa addirittura di Iannibelli, a destra c'è l'inserimento, ingresso in area, conclusione parata da Dolenti, addirittura ad un passo dal terzo gol il Trebisacce. Ancora a gestire il Trebisacce con Giuliano Redia, il palleggio, quella palla giocata a destra su Iannibelli che propone l'ennesimo cross, colpo di testa e la palla che sorvola attraversa, altra occasione per il 3-0. La scucchiaia, Guadalupo cerca l'intervento, lo anticipa Lamberti, poi Cuffaro, il cross di Cuffaro, colpo di testa a mettere fuori, poi di Romana, controllo e sinistro, con la palla che esce non di molto, l'ha controllato Baio, poi Cruz va a riconquistare, cerca lo scambio, calcia Cruz, Dolenti si distende, la manda in angolo. Julian Leonori, Pane, Guadalupo ai 20 metri, poi Osvaldo, conclusione che esce questa volta di pochissimo. Rimessa nel cuore dell'area, stacca Pisciotta, una sponda che alla fine arriva in qualche modo a Pereira, poi di Romana, cross col palo colpito da Osvaldo, praticamente da 1 metro, ad un passo dal gol il Camarat, che attende solo il fischio dell'arbitro. La rincorsa di Pane che la fa girare con i pugni, Cautela la mette fuori. Lungo a cercare Leonel, poi conclusione che si stampa sulla traversa da parte di Eredia, ad un passo al 3-0 il Trebisacce. Colpo di testa che favorisce Osvaldo, il tocco per vie centrali, Pisciotta giocata, Pisciotta sull'uscita di Cautela che evita il contatto, poi ancora Pisciotta calcia e la palla che va sul palo dopo la deviazione di Cautela, angolo Camarat. Fischia l'arbitro, alla fine parte Castro, sopra la traversa il suo tentativo, dalla bandierina va Michele Pane. La battuta lunga, secondo palo, colpo di testa a mettere fuori, poi prova ad arrivare Baio che palleggia, va giù, tutto regolare, poi c'è la sforbiciata, palla fuori, proteste furibonde e cartellini. Si può riprendere con la rimessa in favore del Camarat, fischia il direttore di gara, Guadalupo verso l'area del Trebisacce, colpo di testa, la palla bloccata, ci aveva provato Baio, questa Castro di Romana gira in avanti, Osvaldo, Guadalupo calcia la parata a terra, blocca Cautela. Pisciotta, Osvaldo si può girare perché ha spazio, Osvaldo la piazza, è uscita di niente questa conclusione di Facundo Osvaldo. Pane controlla e ai 20 metri Pane pensa anche al destro, Cautela, calcio d'angolo, Pane alla battuta dell'angolo, ma non ha
più nulla da difendere il Camarat, non ha più nulla da controllare. Pane in mezzo, colpo di testa, la palla rimane lì, è salvata sulla linea, non è gol secondo il direttore di gara, che poi emette i 3 fischi. Il primo round di questa semifinale dei playoff nazionali di eccellenza lo vince il Trebisacce.